Ehi, benvenuti a un nuovo video del canale Labirintando con Yana. Io sono sempre Yana Sagoga, la vostra Koga di fiducia che finalmente è tornata dopo un mese. Ce l'ho fatta, questa è la prima puntata della nuova stagione 2024-2025. Che bello essere tornata, sono felice. Quest'anno, se avete notato, ho fatto una pausa solo ad agosto, in fin dei conti, perché l'ultimo video, quello che riguardava gli aggiornamenti sulla questione della speculazione energetica in Sardegna, comunque è stato anche abbastanza intenso e faticoso e ve l'ho proposto comunque. Non ho continuato con i soliti video settimanali che riguardano l'esoterismo perché ero veramente troppo affaccendata per poter dedicare il giusto tempo alle nostre riflessioni. Però finalmente sono tornata, sono qua, sono di nuovo a vostra disposizione. Sono molto felice di essere tornata, tra l'altro perché sì, bello fare, bello essere attivi, bello è la cultura, però sappiamo bene che i nostri argomenti sono assolutamente molto più profondi, quindi non vedo l'ora, insomma, di tornare ad aggiornarvi. Bene, come state ragazzi? Come avete passato quest'estate? Come sono andate tutte le questioni energetiche, storico-planetarie e cosmiche di questo periodo? Bello intenso, eh? Solstizio intenso, luglio intenso, agosto intenso e adesso ci prepariamo all'equinozio. Equinozio, tra l'altro ci sarà anche una bella eclisse o eclissi, ancora non ho guardato bene, ho giusto visto qualcosa così in qualche notifica che il mio algoritmo comunque tende sempre a mandarmi notizia di ciò che accade a livello astronomico, comunque atmosferico. Ne riparleremo sicuramente nelle settimane successive. Volevo sapere appunto come stavate, mi raccomando, commentate sotto e ditemi un po' come state. Vi ringrazio per la vostra presenza perché comunque lo zoccolo duro del mio canale è sempre presente, vi ho sentito tutti tutta l'estate, almeno un messaggino, come stai Iana, come va Marta, eccetera, eccetera, come stanno procedendo le cose in Sardegna, cioè siete veramente belli, belli, proprio belli, belli. Tutti gli altri invece fatemi sapere insomma come state, non fate gli arestisi e fatemi sapere come sta procedendo. Cosa tutto ho fatto quest'estate? Ho fatto di tutto, veramente super intenso, cioè il solstizio è stato proprio scoppiettante, vulcanico, come ho detto anche in una live recente. Non ho smesso alla fine di fare collaborazioni perché le persone comunque hanno piacere nel confrontarsi con me, quindi io assolutamente lo ritengo un onore e collaboro sempre quando mi vengono proposte le collaborazioni, di partecipare alle live, eccetera. Poi ovviamente dipende anche dalle questioni contingenziali, diciamo, però in linea generale vedo che da quando ho cominciato a lavorare da sola si sono creati proprio delle relazioni veramente molto funzionali nel pezzo, a livello proprio di correlazioni, no? Quelle che chiamiamo serendipità, come le vogliamo chiamare, insomma. Quindi tornano i segni, tornano le correlazioni e ci rendiamo conto che effettivamente è importante creare queste correlazioni. Farò un intro piuttosto lungo questa volta perché comunque vi devo aggiornare di un po' di cosettine. Allora, personalmente ho avuto periodo bello intenso, ho preso molto periodo burocratico. Ogni 3 del mese ho raggiunto o una certificazione o un documento, una roba comunque per cui bisognava studiare e dare esami che mi hanno portato comunque a fare delle cose in più. Adesso non voglio entrare troppo sul mio personale perché non mi piace, tra l'altro le persone sono invidiose e ti mandano il male, quindi niente, vi racconterò insomma in privato se capiterà, però sappiate che sto procedendo insomma nel mio studio personale e che mi sto rendendo indipendente anche dal punto di vista di Marta, non solo dal punto di vista di Yana e Koga, quindi sono molto soddisfatta. Poi abbiamo fatto il corso di metodo. Vi avevo detto a giugno, guardate che ci sono le scadenze, sto per partire con questo corso di metodo. Questo corso di metodo è stato veramente molto bello, veramente, veramente molto bello. Mi hanno seguito delle persone fantastiche, infatti invito proprio formalmente le persone che hanno partecipato al mio corso di scrivere sotto i commenti una piccola recensione del corso, ma non è che deve essere una recensione come dire sì, votatela, sì, andate ai suoi corsi, perché non so neanche se lo riproporrò, perché sono proprio così, a periodi mi sento che devo fare un corso e faccio quel corso.
a periodi no, quindi non lo so se lo riproporrò questo corso, non sarà sicuramente qualcosa di tassativo, ecco, in questo senso. Però insomma fate sapere a tutti se questo metodo è funzionale, se vi ha fatto bene, se, insomma cosa avete provato, per cosa siete andati. Ecco, ragazzi, vi invito a scrivere qua sotto un po' le vostre sensazioni, quello che avete vissuto, quello che avete provato e se è stato effettivamente efficace. Perché comunque secondo me è stato un passo importante, è stato un passo importante anche per me perché ho potuto condividere determinate conoscenze che secondo me sono assolutamente importanti. Detto questo, su cos'altro vi devo aggiornare? Mi sono presa appunti perché veramente sì, grande attività sociale, ve l'ho detto prima, super attiva su mille cose, quindi valorizzazione e tutela del territorio da un lato, quindi con tutto ciò che è possibile fare nel territorio, collaborazioni con associazioni, con comitati, dal punto di vista proprio della valorizzazione, sia religiosi che associazioni, insomma, a scopo turistico, culturale, insomma, eventi e cose belle per fare comunità. E poi dall'altro ovviamente tutto l'aspetto della lotta contro la speculazione energetica, l'aspetto della lotta che mai deve essere messa da parte, che riguarda la questione del deposito unico di scorie nucleari. Sono sempre la portavoce del comitato sarcidanese che si chiama Sar per Sarno Scorie Sarcidano per la Sardegna, e mi è capitato appunto di fare degli interventi anche su questo argomento e l'avrete sicuramente visto sui miei social. Quindi sempre anche da una parte si valorizza, si tutela creando comunità, facendo eventi appunto in cui si sottolinea la cultura eccetera, dall'altra poi si fanno le lotte a muso duro contro questi bastardi maledetti che vogliono sfruttarci la terra e distruggerci come popolo, ma non la passeranno così allegramente perché comunque anche la terra, gli elementi e gli elementali stanno già incominciando a rompersi i coglioni, quindi sarà molto divertente. A proposito di parolacce, che bello che posso dire parolacce, come cazzo voglio perché sono sul mio canale, che meraviglia veramente, è una cosa fantastica. Quindi per tutti gli altri sempre il famoso aglio nell'ano, perché quest'estate aglio consigliatissimo, proprio un sacco di gente di merda, soprattutto i boomer che mi hanno veramente rotto i coglioni, ma questo è un altro discorso, ne parleremo in un'altra occasione. Cosa voglio programmare per questa stagione? Allora, sicuramente riprenderanno molte storie d'autostop, questo è sicuro, perché ho delle varie persone con cui ho collaborato in questi mesi e alle quali voglio proporre questo format delle storie di autostop a proposito di aglio e di guida mediatica per autostoppisti, quindi sicuramente sarà interessante intervistare vari personaggi. Poi sicuramente proporrò, gliel'ho già accennato, ma diciamo formalizzeremo la questione di continuare gli approfondimenti musicali e dei testi poetici e mistici con Dagon, perché io il 3 agosto sono andata a vedere questa reunion dei CCCP, che è stata una cosa spaziale, fantastica, meravigliosa. Quindi assolutamente voglio farci qualcosa su questo argomento, quindi cercherò di coinvolgere Dagon, anche se non sono riuscita a sentirlo granché, ci siamo giusto messaggiati un pochino, ma non so esattamente come sia messo proprio nello specifico, ma cercheremo di programmare insieme questi appuntamenti. Intanto infatti lo saluto, Dagon. E poi si ritorna a parlare di esoterismo. Ero così stanca di non parlarne più, capito? Perché comunque dovevi sempre fare cose formali in mezzo a questi babbani e fare tutte cose da babbani, che rottura di palle. E quindi adesso bisogna invece venire alla ciccia, perché ragazzi qua sta esplodendo un magico mondo dove veramente l'esoterismo è all'ordine del giorno. Personalmente lo è sempre stato sin da bambina, ma vedo che tutti adesso sono dei grandi esoteristi. Vedo che c'è anche proprio questo amore di insegnare l'esoterismo sotto compenso, l'autocompenso, non, capito? Cioè, come sono io rincoglionita che chiedo l'obolo giusto perché, voglio dire, mi voglio rispettare un pochino, quindi quando faccio i miei corsi sono anche molto onesta, molto onesta. No, qua c'è veramente un pullulare di speculazioni sotto tutti i punti di vista. Sì, perché guardate che la Sardegna non è sotto attacco soltanto dal punto di vista delle energie intese come energie fisiche e quindi la depredazione della terra, perché ci vogliono piazzare tutta questa roba di plastica e metallo e
metalli anche terre rare rubate alle popolazioni povere del mondo, rubandoci ancora di più a noi la terra, eccetera, eccetera, per insomma soldi, per vendere energia per soldi, quindi energia elettrica. No, qua c'è anche una depredazione di energie sottili, cioè proprio è una roba proprio ben studiata, ben strutturata, perché mi parte il complottismo, ovviamente. Poi quando sei in mezzo alla bolgia, le correlazioni riesci a vederle anche di più. Spesso si pensa che stando all'attere si vede meglio la cosa, no? Invece a volte bisogna stare proprio in mezzo, che si sente l'odore, no? L'odore dello schifo e del predatore, no? E le ho viste molto bene. Quindi oggi ho deciso di parlare di pudore spirituale e riservo esoterico per fare un punto di una bella situazione, iniziando questo Capodanno, che è settembre, con tantissimi buoni propositi. Quindi vi racconto tutto benissimo dopo la sigla. Bene, bene, ciao ragazzi, che bello tornare a parlare di esoterismo, sono troppo felice, guardate, cioè proprio mi sento a casa in questo momento, ma ops, sono a casa giustamente. Allora, perché parlare di questi argomenti? Perché mi sono rotta le palle, sapete di cosa mi sono rotta le palle? Che forse era meglio quando di Sardegna non se ne parlava, forse era meglio, veramente, perché a parte, vabbè, che i motivi per cui si parla di Sardegna ultimamente non sono meravigliosi, e lo sappiamo benissimo, perché ovviamente questa questione di questo assalto energetico, diciamo, quindi di speculazione in atto, ha fatto scatenare tutte le frange di tutte le categorie possibili e immaginabili del pianeta, quindi uomini contro donne, vecchi contro giovani, destra contro sinistra, massonerie d'Oriente contro Occidente, di tutto, anche dentro la Chiesa Cattolica, anche dentro tutto, un casino totale. Quindi immaginatevi, tutti si fiondano a dover dire qualcosa su questo argomento, tutti sono sul pezzo su questo argomento, perché ovviamente o hanno un progenitore che era sardo, o hanno una pietra presa in Sardegna 15 anni fa quando sono venuti a bagnarsi il culo in Costa Smeralda. Comunque tutti hanno un motivo per cui parlare di Sardegna. Vabbè, ben venga, forse, perché cioè, sono anni, lo sapete, almeno lo zoccolo duro della mia comunità sa benissimo che io sono veramente tanti anni che sto cercando di fare divulgazione sulla Sardegna, però vorrei anche che fosse fatta bene la divulgazione sulla Sardegna, perché sin dall'inizio vi ho detto chiaramente che meglio non parlarne, se per parlarne così, con faciloneria, capito? Mi ha colpito talmente tanto che io ne posso parlare più degli altri. No, non si parla così di Sardegna. La Sardegna si piange tutti i giorni, la Sardegna si ride tutti i giorni, e forse riesci anche a dire qualcosa in merito, ma con un'opinione molto umile, no? Quindi un'opinione personale, che deve rimanere una stupidissima opinione personale. Figuratevi che lo faccio io, e lo facciamo tutti i sardi, di avere questo pudore nei confronti di ciò che proviamo per la nostra terra stessa. Quindi per questo motivo mi viene proprio da parlare di pudore spirituale e riservo esoterico, che sono due concetti veramente molto importanti. Che cosa intendo innanzitutto per pudore? Allora, il pudore è quella sensazione, quell'idea, quel sentimento, chiamiamolo come vogliamo, perché non sono uno psicologo o una psicologa, quindi posso chiamarlo un po' come voglio, è quella sensazione per cui a un certo punto si sente la necessità di fermarsi e dire no, oltre questo non posso andare. C'è un limite, no? C'è un limite nell'esprimere la propria interiorità. Quindi pudore spirituale. E questa è una cosa che a me, in questo momento di fuffa new age, esoterismo a tutti i livelli, adesso anche tutti i mass media, mainstream, di qualunque tipo, hanno una rubrica che parla di esoterismo. Ovviamente si parla di fuffa new age, ovviamente. Non sentiremo imbanditi con cose molto speziate, tipo alchimia, perché quello è speziatino, no? E quindi fa piacere, no? Sentire il piccantino, un po' come quando vai a mangiare indiano, e allora cioè, ci metti un sacco di curcuma e di robe strane dentro ed è tutto indiano. Non è proprio così, però adesso è tutto spacciato per grande esoterismo. Questa cosa del pudore io la reputo una cosa fondamentale.
sul web, sui social a tutti i livelli, in TV, in tutti i mass media, anche nei giornali, anche nei quotidiani addirittura, vediamo spiattellate le esperienze personali di grandi personaggi che vivono cose trascendentali, ok? Allora a me mi parte il complottismo, perché dico, perché sfidano così apertamente la Chiesa Cattolica queste persone? Cioè, la Chiesa Cattolica c'ha il monopolio di tutte queste cose. Cosa è successo che c'è questo sdoganamento così generale? E poi un'altra cosa, questa corsa al io ho vissuto più profondamente di te. Perché? Per quale motivo? E in particolar modo c'è questo gusto del mistero, questo gusto dell'Emma non è proprio così come si vede, è occulto, quindi un gusto dell'occulto. Infatti le definizioni di occultismo, esoterismo spesso vengono fatte coincidere come se sia qualcosa di nascosto, di occulto, no? Di qualcosa che non ci vogliono rivelare. In realtà è semplicemente la parte oscura del mondo. C'è una parte luminosa, razionale, logica, e poi c'è una parte oscura, no? Che è tipica del mondo femminile. Però in questo cazzo di mondo continuano tutti a seguire gli uomini e io non riesco a capire come si fa a seguire gli uomini dal punto di vista esoterico, proprio in termini di anche divulgazione, semplicemente, quando loro sono, diciamo, la punta della razionalità, cioè non è una questione di siamo meglio o siamo peggio, abbiamo dei ruoli a livello universale, quindi a livello esoterico. Continuano a seguire gli uomini, quindi il dialogo diciamo, e i sillogismi logici che riguardano proprio l'esoterismo. Bellissimo, perché è una cosa che adoro, molto meraviglioso, però poi il tutto condito appunto da queste esperienze che di mistico hanno anche relativamente. C'è stato un caso nello specifico, ho avuto un dialogo molto profondo con una persona che mi segue, che non è sardo, ma è uno dei pochi, sinceramente, che pur non essendo sardo, ha creato un rapporto particolare con la nostra terra. Quindi non è soltanto una questione, vado in vacanza ogni tanto, mio Dio, mi manca il mal di Sardegna, che è un po' il mal d'Africa, no? Chiunque sia venuto in Sardegna, poi gli viene questo magone, che la Sardegna è bellissima, la conoscono benissimo e vogliono venire qui. Questo è l'atto, diciamo, più superficiale. Questa persona ha creato un rapporto decisamente più profondo. Parlando mi raccontava un po', diciamo, delle cose che si dicono in giro sulla Sardegna. Ecco, adesso stanno uscendo delle storie interessanti, nuove leggende che vengono fatte passare per vecchie leggende, il tutto condito da roba molto new age, cosmica, robe fanta esoteriche, perché dopo la fanta archeologia c'è anche il fanta esoterismo, perché questa è la verità. Detto da me, questa cosa vi può sembrare vergognosa, no? Perché la base dell'esoterismo è la fantasia. No, la base dell'esoterismo non è la fantasia. La base dell'esoterismo, in termini di ricerca, è il metodo. È un metodo. Quindi sì, seguiamo le questioni logiche della divulgazione, che sia un metodo rigoroso, e poi c'è tutto l'aspetto in cui io visualizzo, in cui io creo, in cui materializzo, che è la magia, che è tutta un'altra roba. Ed è tutto bellissimo e meraviglioso, ma non si devono far passare per leggende cose che non sono. Cosa c'entra questo col pudore? C'entra col pudore perché in un mondo dove tutti devono dire quello che hanno provato quando hanno toccato un sasso, confonde le persone. Diventa una competizione a chi ha provato più sensazioni, a chi ha vissuto più esperienze esoteriche, e questo è solo ed esclusivamente deleterio. Cioè impariamo a tenere per noi, a serbare per noi, a sottolineare, ad avere cura della profondità delle esperienze spirituali che viviamo. Perché tutto è spirituale, non è quello che ha un marchio guru, spiritual, fuffa, new age. Tutto è un'esperienza spirituale, ma impariamo a tenerla per noi. Allora, io posso avervi raccontato tante cose. Negli ultimi tempi veramente mi sono anche molto donata. Per esempio nell'ultima live che ho fatto, dove parlo degli specchi di ossidiana, ho parlato veramente anche troppo. Però c'è un limite, ok? Io posso anche parlare delle cose di per sé, un po' come quando si parla del sesso, non è che non ne devi parlare per niente perché è una questione intima e personale.
le esperienze, le sensazioni, le situazioni si tengono nell'intimità, nel profondo del pudore, mentre i discorsi generali si possono fare tranquillamente perché non esiste un argomento tabù. Il tabù in generale non esiste, cioè il pudore e il tabù non sono la stessa cosa, ok? Il tabù è quella cosa che non si deve superare perché stai facendo del danno comunitario completo. Quindi fare del male ai bambini, fare del male agli anziani, depredare la terra altrui, ecco, questi sono i grandi tabù. Mentre il pudore riguarda proprio il sapere avere tatto nelle circostanze, ecco, in questo senso qua. Quindi io invito vivamente, insomma, a condividere le esperienze personali da un punto di vista spirituale per poche persone con cui si condividerebbero le cose assolutamente più intime, non di metterle al bando sui social, eccetera, eccetera. Bisogna stare molto, molto, molto attenti. Ci tengo a dirla questa cosa proprio perché confrontandomi appunto con questa persona che ci segue, ho capito che effettivamente spesso si banalizza l'esperienza. E questo è l'aspetto proprio personale della spiritualità, no? Del vivere la spiritualità. Quindi tutte quelle persone che fanno appunto questi fuffaguru che prendono le robe identitarie e le rimaciullano e te le presentano come il percorso per diventare sacerdotessa nuragica. Che ridere, mi viene proprio da ridere, cioè la base per fare queste cose è non prendere compensi, anche se fosse, perché stai iniziando un'altra persona e bisogna avere anche genetica per fare questa cosa. Comunque, detto tra di noi, se ti arriverà questo messaggio, cara mia, lo sentirai bene bene. Perché c'è gente che fa questa cosa, il percorso per diventare dea della Sardegna. Ma porca miseria, ma davvero, stiamo vivendo questo mondo qua, ok? Dove si banalizzano le esperienze spirituali. Si banalizzano fondamentalmente le esperienze spirituali, anzi si rendono metodo, si piazzano simbolismi vari ed eventuali di vari posti della Sardegna senza alcun metodo, senza alcun niente, e questa è una cosa molto pericolosa. E qua andiamo al secondo concetto, e cioè il mai conosciuto riservo esoterico. Il riservo, ragazzi, un conto è il pudore, dove tu non puoi mettere in piazza la tua interiorità più profonda, e poi c'è il riservo, cioè quella cosa per cui tu sei venuto a conoscenza di determinate consapevolezze, di determinate questioni, dati, metodi di tipo esoterico e magari pure tradizionale, in tutte le sue forme di tradizione, attenzione, che siano istituzionalizzate, quindi con congreghe specifiche, robe specifiche, o che sia semplicemente qualcosa di popolare dal basso, per cui non puoi divulgarlo, non puoi, cioè c'è proprio un veto nella divulgazione, perché per poter comprendere quel segreto che è nascosto, giusto appunto, devi aver raggiunto una certa consapevolezza. E questa è una cosa che fa incazzare, non ce lo dicono il mondo occulto, i massoni, i depredatori del mondo. Sì, è vero, c'è tutta questa roba, però quella roba è molto più palese di quanto pensiamo. La roba occulta spesso serve anche proprio per averne coscienza e consapevolezza. È la famosa cosa di non dare le perle ai porci. E qua mi attaccheranno, ma chi sei tu per dire cos'è perla e cos'è porco? Io non so nessuno per dire che cos'è perla e che cos'è porco, però la differenza tra perla e porco la conosco, capito? Perché io, cioè, quando mangio non mangio perle, e ne ho trovate anche poche nella mia vita di perle. Quindi la differenza la so tra perla. E poi i maiali qua mangiano ghiande. Io non lo so se da voi mangiano perle, ma da me mangiano ghiande. Quindi, perché con tutto che le ghiande rappresentano anche cose meravigliose, quindi forse anche più delle perle. Il senso è di non banalizzare le cose, perché se una cosa c'è un veto e non puoi divulgarla, non è perché se lo fai ti scende il male del mondo, sei un traditore dell'universo, eccetera. È che determinate consapevolezze in mano a tutti vengono banalizzate, sdoganate,
fagocitate e rivomitate nello schifo. Quindi tutti i concetti meravigliosi e bellissimi come la forza della luce è diventata quella roba positivity schifus che è la New Age, per esempio. Cioè questa cosa di essere positivi per forza a tutti i costi. Ti è morto il tuo compagno di vita, ti è morta tua madre, ti è morto un figlio, ma sì, pensa positivo. Ma questa non è tossica, non è una roba tossica secondo voi? Ecco, quello è banalizzare la forza della luce, perché la luce non lavora così. La luce brucia tutto, quindi non devi essere positivo per forza. Il fuoco ti ha bruciato? Ti ha bruciato la mano? Piangi, piangi. Magari le tue lacrime potranno anche curarla la tua mano. Sicuramente se sei lì a dire no, non ho niente, ti va in cancrena e ti cade anche a pezzi. Questa è la capacità di avere coerenza all'interno di una visione del mondo tra il dentro e il fuori. In tutto questo cosa c'entra il riservo? C'entra il riservo perché è molto importante. Le consapevolezze che abbiamo vanno condivise con coloro che hanno la stessa consapevolezza. Bisogna comprendere che diciamo la coscienza umana funziona a livelli concentrici. Non c'è un più o un meno, c'è neanche un meglio o peggio, non ve lo so spiegare, è una questione di densità effettivamente, è una questione che si vibra a diverse densità e quando dico vibrazione potrete dirmi tranquillamente che sono New Age, invece non è così, mi dispiace, non c'entra un cazzo con la New Age. Quindi questa questione era molto importante metterla nel punto. È stato un video abbastanza svarione e vi devo dire una cosa assolutamente importante. Quindi questa speculazione energetica della mia terra si aggancia? C'era da prima? Ne fa parte? Vabbè, abbiamo presenza, abbiamo coscienza che nel nostro territorio c'è anche una predazione di tipo esoterico. Quindi parliamo di gente che va a fare tutte le loro cose fufose New Age, cazzare, nei monumenti antichi, ficcando mani, buttando monete dentro il pozzo sacro di Santa Cristina, cioè proprio questa roba veramente di massa, non del turismo di massa che va e tocca, sputa, defeca proprio esotericamente su tutto il nostro patrimonio identitario, culturale, spirituale. Con nessun rispetto per la terra, nessun rispetto per se stessi fondamentalmente, perché c'è proprio l'occasione invece di stare lì in rigoroso silenzio, in pudore spirituale e in sacrissimo timore reverenziale. Non vi fa paura niente a voi? Complimenti, ne riparleremo. Quando arriverà l'Apocalisse ne riparleremo. Sarà stridor di denti, ragazzi, perché non c'è la capacità di comprendere la sacralità delle cose che abbiamo davanti e quindi abbiamo voglia di vedere gente che dice no, la Sardegna non potete toccarla e poi però vengono in vacanza e sputano la gomma da masticare sotto una tomba dei giganti, magari gliela attaccano pure sopra, oppure ci piazzano i loro dispositivi elettronici, oppure si mettono a fare i loro svarioni con riti strani, gente strana che tocca le cose, fa le cose, però tutti a urlare al diavolo, tutti a urlare al diavolo, quello invece è bello, quello è una cosa bella. E quindi questa cosa a me mi fa incazzare mortalmente, perché c'è questa gente appunto che fa questa roba qua. E poi però ci sono le istituzioni, ci sono le cose istituzionalizzate, quindi non so, grandi templi multinazionali dell'esoterismo che creano templi in giro per il mondo, con una visione per cui per esempio un unico dio o un'unica grande dea e poi nelle loro declinazioni, nelle loro declinazioni vanno a creare templi a destra e a sinistra con grandissima presunzione, con l'utilizzo di simboli depredati della mia isola, si fanno pagare per fare queste cose, portano gente da ovunque senza nessun appunto né pudore spirituale né riservo esoterico, senza nessun rispetto delle popolazioni autoctone, senza nessun rispetto affatto. Di una tristezza veramente, veramente infinita. Quindi bisogna stare veramente molto attenti, al punto che mi tocca dire che per me è molto più facile affidarmi alla collaborazione della Chiesa Cattolica, per cui sono più sicura di trovare una devozione vera,
sono più sicura di trovare un'energia pulita, proprio che arriva dal basso, dalla devozione popolare, piuttosto che da queste robe qua che diventano veramente, a parte la banalità proprio, sono anche controproducenti, cioè creano proprio, non sono sicuramente di aiuto in un momento così difficile come può essere questo, in cui siamo a rischio di vedere proprio dal punto di vista materiale la scomparsa della nostra stirpe, la scomparsa dell'etnia sarda, perché ci rubano la terra, ci rubano l'identità, ci rubano il corpo, ci rubano il futuro, ci rubano tutto, l'esistenza, ok? Ehm, sicuramente vedere queste robe di gente che va a fare cose strane così, bellissimo intento, forse, non sono sicura che l'intento sia molto bello. Io a momenti ho delle sensazioni veramente schifose, ve lo dico molto francamente, per non parlare poi sul web appunto di tutta la gente che parla di Sardegna. Cioè io vedo sardi che vengono intervistati per parlare di Sardegna riguardo alla speculazione energetica, che vengono incalzati da persone che non sono sarde, che però hanno presunte conoscenze esoteriche, presunte, e che gli dicono che cosa sia la Sardegna dal punto di vista esoterico. Allora, sardi, o ci svegliamo e la smettiamo di farci insegnare dagli altri che cos'è la nostra terra, oppure qua non andiamo da nessuna parte, e vale per le questioni esoteriche, per le questioni logiche e per le questioni di speculazione di tutti i tipi. O ci svegliamo e la smettiamo di farci dire dagli altri che cosa siamo e iniziamo veramente a svegliarci, perché anche basta con queste cose. Cioè io con tante persone ho parlato nell'arco degli anni e tutti mi hanno detto vabbè, di Sardegna non possono parlare solo i sardi. Ma cazzo, devono parlare solo gli altri? Solo gli altri devono parlare, cioè quelli che vengono ascoltati sono altri. Noi ci parliamo tra noi e spesso ci andiamo anche contro, ce la finiamo a litigare tra noi, tanto che da fuori tutti dicono ah, siete tutti disuniti, vi litigate tra di voi, siamo un popolo tribale, l'avete capito? Siamo un popolo tribale, quindi ci amiamo profondamente nei momenti di festa e nei momenti ordinari. Abbiamo da combattere per manifestare la nostra presenza all'interno della nostra terra, tutti i giorni, quindi sì, litigo col vicino di casa, tutti i giorni. E poi dopo ci faccio festa, perché questo è il nostro modo di vivere, non è il modo di vivere che c'è fuori da qua. Siamo proprio due mondi completamente paralleli. Posso avere anche la capacità di analizzare quello che accade fuori dall'isola di Sardegna, ma non lo concepisco, molto semplicemente. Quindi sì, può sembrare un popolo disunito, pieno di gelosia, come direbbe Morrissan. Meno male che te ne sei andato, Morrissan, non ci facevi niente. L'avete visto il video di Morrissan che parla di Sardegna? Che schifo, che schifo, che schifo, ma vabbè, ovviamente non potevo aspettarmi di meglio. Certo che abbandonare un'isola come la nostra per andartene in un'altra isola, tra l'altro dove hanno praticamente eliminato, compiuto un genocidio sul popolo autoctono, che orgoglio, orgoglio sardo, proprio. Vabbè, oggi mi sono tolta un po' di sassolini dalle scarpe perché ne avevo bisogno. Incominciavano a fare male i piedi, anche se cammino sempre scalza, però ogni tanto ne becco qualcuno. E quindi quello che voglio dirvi è, cari sardi, attenti, attenti, cara community che mi segue, grande discernimento per quello che sta accadendo nel mondo. Ricordate di volgere sempre lo sguardo dentro di voi e ricordarvi che non è tutto da mettere in piazza. Alcune cose vanno condivise con alcune persone che hanno anche le competenze per poter ascoltare. Per competenze intendo dire anche competenze morali, competenze etiche, non per forza competenze di tipo nozionistico, certificazione e cose di questo tipo, proprio competenze umane, capacità, avere cuore di poter ascoltare. Ma la maggior parte delle cose non vanno condivise, tenetele per voi come le cose più sacre che avete. Fatene tesoro per tutto ciò che arriverà nel futuro, perché questo solstizio che arriverà, adesso c'è l'equinozio a settembre, ma poi ci sarà il solstizio, sarà veramente molto 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 intenso. Io lo so che lo dico tutti gli anni, sono il Giulietto Chiesa dell'esoterismo, praticamente, che sto urlando all'Apocalisse come lui urlava alla terza guerra mondiale. E poi però adesso è il grande profeta, no? Post mortem, ovviamente, il grande profeta delle dinamiche geopolitiche. Spero di
non diventare grande profeta, non solo perché non voglio morire, ma anche perché spero che effettivamente tutto il mondo sia fuffoso e luminoso, pieno di fragoline e zucchero filato e unicorni che cagano arcobaleni, ma non credo che sia così. Poi non lo so io che esperienza avete di questo pianeta, ma effettivamente non la vedo proprio così, nonostante la mia gioiosa, elfica capacità di balzellare qui e là. Vi abbraccio, vi voglio bene, mi raccomando, se potete cercate di fare una donazione. Il mio canale non è a scopo di lucro, ma ho delle spese vive da sostenere, quindi mi farebbe molto molto comodo che voi poteste farmi una donazione. Io proseguirò nuovamente a parlare di questioni esoteriche. Mi raccomando, scrivetemi, datemi suggerimenti su ciò di cui avete bisogno che io parli. Soprattutto visto che un po' di persone mi avete scritto in privato che avete necessità che io continui con i racconti della nuragheologia, lo farò perché penso che i tempi siano assolutamente maturi. Mi sono fermata perché ne avevo un po' le palle piene di sentire gente che parla di questo argomento senza alcuna cognizione di causa. Ve lo dico francamente, cioè è proprio la questione di dare le perle ai porci. L'idea di poter condividere le conoscenze di quei libri alle stesse persone che seguono personaggi super ambigui e predatori e anche boh, dal punto di vista esoterico, sinceramente mi faceva passare l'entusiasmo. Però c'è da dire che non è proprio così, perché su 6, 2 siete persone meravigliose che seguono me e che invece hanno una curiosità, hanno la capacità di meravigliarsi. Questo mi porta a proseguire con la mia ricerca, quindi cercherò di fare del mio meglio. Grazie a tutti, vi abbraccio fortissimo, ci vediamo prestissimo con una nuova programmazione. Vi prego, scrivetemi, aggiorniamoci su tutto, vi voglio bene. Un bacio, ciao, Azibi, in buono!